realtà è assolutamente necessario. Allora, che cosa abbiamo a disposizione? Dal punto di vista degli spazi noi non abbiamo a disposizione nulla. Semmai una petizione seria da fare, che non è mai stata fatta né negli anni precedenti né adesso da chi ama tanto queste cose, sarebbe di muovere la cittadinanza perché si trovi una sponsorizzazione, per esempio il recupero dell'ala nord della biblioteca di Città Giardini. Lì quello è la vera soluzione, perché quando è stato fatto il restauro dell'ala sud non sono state prese in considerazione né la casetta adiacente, quella diciamo della ex circoscrizione, né l'ala nord. Allora, tutta questa parte sarebbe veramente la soluzione radicale. Dal primo giorno che io mi sono insediato, ho fatto mettere a verbale la necessità di creare un foro culturale che prenda l'attuale biblioteca, il restauro del pezzo che manca, questa biblioteca e mettere insieme, adesso c'è anche il museo, come era nelle previsioni, questo potrebbe diventare il polo culturale della città a Città Giardini. Quella è la soluzione, perché io ho letto delle cose fantasiose, tipo il libro dei sogni, ad esempio, perché non prendere l'archivio notarile? Non è nostro, è da restaurare, ci vogliono milioni, bisogna mettere in moto un processo che è veramente lunghissimo. L'ex Bailo, la sede vecchia della biblioteca, lì siamo al punto di prima, cioè o abbiamo i finanziamenti che stiamo cercando di avere per completare il Bailo, che però avrà una destinazione prettamente museale. Non è detto che una parte in un futuro di sistemazione non possa avere anche una funzione di biblioteca, però questo è ancora avanti con gli anni. Qualcuno addirittura ha detto, ho tutte le social qui, portiamo la cosa alla Piani, dove ci sono tanti luoghi sfitti, ma non sono nostri, cioè stiamo... Sant'Artemio non è nostro. Palazzo Scotti? È inagibile. Ma quanto costa renderlo agibile Palazzo Scotti? Stiamo parlando di una cosa di 1,5 milioni, abbiamo fatto una valutazione, 1,5 milioni. Comunque assessore. Quindi, no, scuole voglio farvi l'elenco delle Questa è cose. una soluzione inadeguata anche per gli spazi. Certo. Quindi stiamo parlando di una cosa inadeguata che deve trovare la soluzione il prima possibile, sia per gli studiosi sia per i bambini. Perfetto. Io dico che sarebbe meglio fare tutta questa soluzione, trovare questa soluzione in maniera partecipata, perché non è solo la voce dell'amministrazione che deve confrontarsi con la Brate, ma sono gli studiosi, gli studenti che devono utilizzare pieno questo museo. Questa biblioteca che può diventare anche un museo, perché i piani superiori a Foscoliana sono stati abbandonati dall'amministrazione, in quanto sono dei gioielli che non sono resi aperti al pubblico. Allora, il problema, scusate, poi chiudo, poi Quindi potrebbe diventare, facciamo una visita con il dottor che è molto bello, quindi potrebbe diventare una sorta di polo culturale che si vuole fare a modello di gioiello. La parola giusta è gioiello, questo è un gioiello da difendere al di là della problema è quello di capire dove troviamo i finanziamenti, dove troviamo le cose, perché la richiesta della Braccia è una richiesta oggi per domani. Abbiamo 33.000 prestiti, bambini. Questo discorso dei bambini è un discorso fondamentale. Questi se ne interrompo. Allora, la questione dei prestiti secondo me conta fino a un certo punto, perché non è un metro, come dire, significativo, perché io che sto magari in sala manoscritti consulto 50 volte i lessici, ma non risulta da nessuna parte. Le informazioni sono state date perché il CPP, che è un'organizzazione provinciale, ci ha chiesto di trovare una sede per l'intera provincia. Quindi voglio dire che comune e provincia possono dialogare. Uno scambio, cioè voglio dire, se vuoi instaurare uno scambio. Una cosa,
Sì, no, ma voglio dire, non è cosa impossibile possono dialogare, che no? provincia e comune possono dialogare, cioè il Sant'Artemio sarebbe una cosa eccezionale. Le dico, io ho una dire se si può un'amica con un banco da bici, vai ha detto, io sono scomoda venire in casa, perché io abito fuori Treviso e mi devo pagare ogni volta il biglietto per parcheggiare. I bambini che abitano in centro, guardiamoci bene, non è che sono così tanti, sono soprattutto i bambini che vengono dai quartieri, comunque i genitori devono prendere la macchina, magari è preferibile trovare uno spazio, No, capire se ci sono gli spazi per un dialogo con la provincia. Ecco, io ecco, vorrei cioè, anche farvi notare una cosa, però ormai è un discorso generale, quale poi magari potremmo. Si parla molto spesso di svuotamento del centro storico, che le funzioni sono state portate fuori, che è stato svuotato, abbiamo portato fuori tutto la piani con le funzioni. Per carità, la Brat rispetto alla tendenza di finanza, rispetto alla polizia, è piccola rispetto ai volumi, no. Sì, ma è un baluardo che va difeso. Tratta la città. Assessore, la Brat è qualcosa che non dobbiamo comunque rinunciare, è una cosa che va difesa ad ogni costo. Ecco, in questa maniera qua, cioè, si crea, se lei si è informato su quello che è il piano, il ramendo delle periferie di Renzo Piano, che è una cosa interessante, chiedo scusa per prima, ma sa, mi sono sentito un po' preso dalla situazione. Lo so, ha ragione, ma anch'io, lei è un rappresentante, me la prendo con lei perché io l'ho ammirata a suo tempo. Come lei mi chiede di essere uomo, gli uomini... Ha ragione, però io ma comunque non ha importanza, io sono abituato a comportarmi da uomo, poi in privata sede parleremo un attimo. mi piace pubblicamente. Sì, ma pubblico anche in privata sede. Comunque, prego. Stavo dicendo anche l'importanza del ramendo delle periferie, visto che c'è, non dico degrado, ma l'isolamento, perché la periferia spesso e volentieri rimane come un muro invisibile, dove ci sono degli ostacoli di comunicazione e di trasporto. Quindi anche il fatto di sviluppare una rete bibliotecaria che vada a dare anche un certo servizio ai bambini dei vari quartieri, non solo uno, ma a prenderli tutti, questa sarebbe una considerazione molto importante. Questo è interessante, questo può essere un elemento da capito, sviluppare, avendo sempre di mira il tema della concretezza del dove, perché se lei mi dice, come diceva prima Simone, per esempio Sant'Antonino, c'è Sant'Antonino, è sottoutilizzata, ma è anche molto piccola. Allora, più o meno come te oddio, adesso non so quanti saranno, 50 metri. Io abitavo per via di quindi voglio dire, sono cresciuto alla Brat. Se dobbiamo pensare a una soluzione, dobbiamo pensare che sia una soluzione, altrimenti io vi invito a riflettere sulla situazione nella quale non ci troviamo solo noi qui in biblioteca, qui si trova tutta la città, cioè di una coperta corta, in termini di spazi, e in termini di soldi. Posso rispondere? Secondo noi è che proprio perché c'è questo problema, allora non si fa prima l'annuncio e poi si viene a parlare non solo con quelli della Prada, ma anche con quelli che frequentano l'altra parte della biblioteca, e insieme si fanno perlomeno le valutazioni, si sentono le campane, perché sennò poi sembra, come è finito sui giornali, che noi siamo quelli che vogliamo i bambini davanti alla televisione e non in biblioteca. Questo è colpa dei giornalisti. Non lo so, però delle cose che io non ho detto. Non lo so, io dico quello che ho letto, quindi poi non lo so. Però quello che non vogliamo è che poi sembri che noi ce l'abbiamo con, non vogliamo che si mettano in concorrenza gli uni contro gli altri. Non ho mai pensato questo. A livello generale. Tanto è vero che io quello che ho detto, ho scritto, e anche alla signora, Sì, ma è inadeguato. cioè l'idea Ma mi sembra strano che una città del nord-est avanzata rispetto a tutta l'altra parte d'Italia, che la nostra città è anche ricca, non si riesce a trovare qualche muro dove mettere e fare una biblioteca.
adeguata, ma soprattutto con gli standard. Se la coperta è corta, almeno a livello progettuale, Sì, ma riuscire mi sembra impossibile che non ci sia uno spazio. No, assessore. io capisco, è Io sempre il chiedo- discorso del gelato, voglio il gelato. No, ma non è il gelato, è delle cose più serie. qua, Assessore, qua si parla di Lei, se cultura, è non di possibile, gelato. mi dica un'alternativa che io possa andare a vedere. Noi li abbiamo esplorati, abbiamo fatto. Mi scusi se gli il spazi sono patrimonio. pochi, dividiamoli equamente. Ed è quello che stiamo facendo. Sì, no, non è equamente, perché nel momento in cui la biblioteca dei ragazzi viene più in qua e invade gli spazi degli studiosi che comunque hanno bisogno di repertori, che non possono fare la scuola tra l'ex GIL e la biblioteca storica, avanti indietro, avanti indietro. Ma il direttore Non è Lippi cosa pensa, che posizione prende a riguardo? Se è una posizione provvisoria, la Brata rimanga con gli spazi. Proviamo a fare un giro con il dottor Lippi e vediamo la situazione così come potrebbe prospettarsi. Il dottor Lippi a riguardo avrà un suo pensiero, una sua posizione da Sto cercando di esporre? dirlo se lei. Come dice l'assessore, quando la coperta è corta non ci sono soluzioni tecniche geniali che possono risolverla. Si divide. No, vorrei però sfatare questa preoccupazione, cioè i repertori rimangono qui a disposizione, cioè ciò che è a scaffale aperto adesso verrà mantenuta. Cioè noi abbiamo studiato una soluzione di risistemazione dell'atrio in cui si possono trasferire tutti i repertori che ci sono. Mi rendo conto che alcuni repertori stanno alla GIL e questo purtroppo Poi scusate, allora, c'erano e cioè, non non vengono tolti né i libri che sono a disposizione degli studiosi né la sala manoscritti dove si possono consultare. Mancherebbe altro, Diciamo questa. se no ci mettiamo sulle scale. allora un attimo direttore, scusate un secondo, una cosa sia consulta manoscritti stampe che diciamo il resto del pubblico, o sarà comunque riservata ai manoscritti? Viene riservata a chi ha bisogno dei libri della biblioteca. Ah, quindi non sarà una sala manoscritti Dedicata ai manoscritti. strettamente, diciamo. Anche protetta, voglio dire. Allora, diciamoci No, lo studioso arriva da casa perché non si può. da ora è così e ci sono tante persone che devono studiare con i libri propri in questa saletta, dunque non si vede perché non possono andare. però magari i libri propri e l'ausilio dei libri che sono stati. È la sua collaboratrice, no? Era solo per chiarire. Se lei è mai stato alla GIL. Ho fatto una premessa che da quando la coperta è corta, cioè è evidente che io sarei ben felice, perché qui c'è tutta l'attività, sono d'accordo, dall'altro c'è anche l'esigenza dei ragazzi. C'è un problema che tanti non vogliono vedere. Allora, primo, la nostra generazione, noi siamo stati gettati. Volevo solo dire questo, Assessore. Cioè la giunta Manini aveva come priorità, spero ce l'abbia sta dimostrando che la cultura è al top del programma. Qui guarda che veramente mette in conflittualità, cioè non si possono rubare spazi culturali Proviamo a fare e se li mangiano uno per proviamo a fare l'altro. È un un viaggio brutto. dentro, vediamo com'è sistemata, così anche perché poi io devo andare via. Noi sappiamo già, forse Se volete la vediamo, comunque una cosa, concludo dopo andiamo. Noi abbiamo studiato, ci siamo formati, ci siamo laureati anche qua dentro. Io comunque abbiamo visto anche costruire la GIL, però non è stato mai fatto dall'amministrazione precedente, anche dalla vostra, un piano culturale, è vero. È questo che manca. Quindi o lo facciamo insieme da cittadini studiosi o ci ritroveremo qua fra un anno, tra 6 mesi, perché comunque, ripeto, rimane sempre un aggettivo inadeguato. Questo non c'è dubbio, sull'inadeguatezza, tanto è vero che il problema nasce perché non Sa è perché? adeguato. Perché dopo non è vero che la GIL è piena, però questa è piena e dopo la gente va a studiare in Fondazione Benetton perché non ha spazi. Non ha spazi. Questo, scusi, sono gli studenti dell'università che invece di studiare lì, De Poli ha fatto un mega complesso, però la biblioteca, e vengono a studiare da noi perché trovano anche più repertori da noi, giusto? Ma no, ma quei libri, non è vero. no,
sono stato uno dei primi ad andare, lo so, quando dovevo laurearmi tutto quanto, che sono andato a chiedere anche di legge vengono a studiare da noi perché stanno meglio e trovano i libri alla GIL che non trovano. Che libri trovano a legge? Ho fatto io all'università. giurisprudenza, se proprio non ci sono libri là, scusi, non mi dica, mi chieda cosa fa. Dobbiamo andare a vedere perché sennò non... Allora, non sarò certo io a voler penalizzare gli utenti della biblioteca degli adulti, né tantomeno togliere gli scaffali con i libri a disposizione. Quando facevo la tesi di laurea, lei lo saprà, sono andato alla Biblioteca Apostolica Vaticana e mi sembrava di sognare con questi chilometri di scaffali aperti, no? Per cui uno si poteva, senza mai interloquire con nessuno che con me, si poteva stare lì giorni interi. Per cui è evidente che questa è una cosa importante per chi studia. Questa soluzione, quando anni fa, nel 2011, è stata trasferita dalla sede che aveva, è stata adottata perché era l'unica soluzione in quel momento fattibile. Poi si sa, il provvisorio rischia di diventare definitivo e su questo piuttosto, a mio modesto parere, bisognerebbe battersi. Lo sviluppo complessivo, quella non tanto della sede nord della GIL, che capisco che l'intervento è molto impegnativo dal punto di vista finanziario, ma la sede delle ex circoscrizioni che è lungo via Nazario Salvo, che non è grandissima, ma se si può lavorare in libertà buttando giù i tramezzi, perché? Perché così si fa un polo, come diceva qualcuno prima, in cui sia identificabile la biblioteca per bambini accanto alla biblioteca per adulti, accanto al liceo Canova, dunque in quello che è il quadrante scolastico della città. Per recuperare quell'edificio ci vogliono 700.000 euro, più o meno, bisogna arredarlo, eccetera. Allora invece si preferì una soluzione di emergenza che è questa. Poi nel frattempo la biblioteca è cresciuta in termini di libri e ha occupato metà di questa sala di lettura. Ecco, questa è la situazione attuale. Perché ha bisogno la biblioteca dei ragazzi di altri spazi? Beh, è incluibile non tanto per lo scaffale aperto, non solo, ma perché vengono le scolaresche in visita e hanno bisogno di spazi in qualche modo protetti. Certo, qui non sarà in ogni caso, neanche adottando questa soluzione, una soluzione ideale, perché l'ambiente non è quello, cioè è inutile che ce lo nascondiamo. Però ecco, vi invito anche a riflettere su quelle che sono le esigenze delle scolaresche in visita e delle letture animate che una biblioteca si fa. Dicevo, siamo arrivati a metà, ecco, io credo che per esempio utilizzando questa sala interamente per la biblioteca dei ragazzi e risistemando gli scaffali nell'atrio sia una soluzione di fortuna. Certo, qualcuno ha parlato delle sale vecchie. Bene, il vero problema grave di questa biblioteca non è il conflitto tra biblioteche dei ragazzi, adulti, eccetera, di cui discutiamo oggi, è che non abbiamo più uno spillo di deposito libero. Non sappiamo più dove mettere i libri. Questo è il vero problema della biblioteca comunale, che è un problema che Però se la coperta è corta è sempre comunque una questione. No, scusi, facevo solo un discorso tecnico. Cioè, quanto vogliamo... Perché questa è una cosa che Vuole... giustamente, scusi, finisco dopo, potete dire quello che volete. Io sono qui solo come tecnico. Il problema che voi come utenti non potete conoscere, lo potete intuire forse, e che è un problema oggettivo che nel corso degli anni si accumula, è quello dell'archiviazione del materiale librario. Per qualcuno una decina di anni fa, 15 anni fa, diceva ma adesso con gli ebook, con l'elettronica, eccetera. Nulla di più sbagliato.
il cartaceo ha continuato a crescere e noi dobbiamo continuare a. Purtroppo, quando è stata costruita la GIL, lasciatemelo dire, non si è avuto il coraggio di fare un deposito sotterraneo come era nel progetto approvato, deposito sotterraneo dove c'è il parcheggio. Quello avrebbe risolto per i prossimi 50 anni. Poi c'è stato un contenzioso con l'impresa e l'amministrazione allora disse vabbè, stralciamo il deposito così andiamo avanti con i lavori. Errore fatale che adesso noi ci troviamo a gestire e si continuerà a pagare. Scusi. No, dicevo, la coperta corta sì, ma è una questione di forbice. Quanto si vuole investire nella cultura? Considerando poi che insomma l'attuale giunta aveva promesso già in campagna elettorale, e io credo che tutto sommato vogliano, sperino di poter fare di più, ma lo farete, riuscite a livello progettuale a fare qualcosa di più, perché non è che magari domani mattina si risolvono le cose, ma nel tempo, negli anni, se c'è la volontà, se c'è una volontà precisa, le cose si possono fare. La Brata ad esempio potrebbe avere in futuro, appena si può, purché ci sia la volontà, uno spazio a sé stante. Non è che manchi, vorrei chiarire, non è che manchi la volontà, non è che manchi il programma, mancano alcune altre cose. Allora, prego. Vorrei parlare di una cosa alla volta, perché altrimenti parliamo sempre di massimi sistemi e chiaramente possiamo andare anche a occupare qualsiasi altro posto che ci viene in mente. Nessuno ha nominato per esempio l'edificio ex INAIL, che è in pieno centro. Pregherei qualcuno di nominarlo e poi anche spiegarmi come possiamo ottenerlo, visto che la proprietà con la quale abbiamo interagito per 2 anni ed è pure vicino, rifiuta qualsiasi contatto di formulazione. Ma per dire che non è che stiamo lì a guardare. Volevo solamente dire questo. Per quanto riguarda la partecipazione, che effettivamente è un problema vissuto, importante e anche indicato da molti, il 25 luglio è partito il Forum della Cultura, giugno. Oggi c'è il primo workshop, ce ne sarà un altro il 7 e un altro l'8. Sono tutte occasioni di partecipazione che l'amministrazione mette in atto concretamente. Chi vuole fa parte di un'associazione, fa parte di un'associazione culturale, perché ci siamo rivolti ovviamente alle associazioni culturali, interviene, dice all'interno di un ragionamento di concretezza la propria idea, porta delle soluzioni, porta delle indicazioni, lo spazio della partecipazione c'è, è aperto, anche perché questo forum, ripeto, 25 giugno, 2 luglio, 7 luglio, 8 luglio, non si chiude l'8 luglio, continua perché poi almeno fino a settembre ci saranno tutta una serie di incontri, di revisioni eccetera, e porteremo i risultati a settembre. Il risultato vuol dire che non si chiude ancora una volta, ma che è il momento da cui partire per fare altre cose. Quindi io sul tema della partecipazione sono tranquillissimo, perché però non arriviamo mai, nel senso che se andiamo avanti col tempo. Faccio presente che questa è una partenza, perché altrimenti questa è una partenza, perché la partenza si fa accendendo il motore della macchina. Sì, non allora avere anche l'obiettivo finale. Quando io parto per andare a Roma, so che arrivo a Roma quando vedo il cartello, non quando vado l'obiettivo qui era quello di dire proviamo a risolvere il problema della Brat, proviamo a farlo. È arrivata la volta, ci stiamo incontrando adesso, l'annuncio già fatto sui giornali. Cioè, è sempre il solito discorso: quando tu vai in una concessionaria non ti sei messo a scegliere la Panda quando l'hanno costruita. Se ti va bene, se non ti va bene, noi abbiamo aperto spazi di partecipazione, ma dal punto di vista della concretezza immediata del problema. Io giovedì scorso, ecco qua, mi salgono scritti e gli stessi lavoratori della biblioteca hanno preso dal giornale la cosa, da quello che mi hanno detto. Quindi, però non vedere come posso aggiungere solo una cosa sola. Non vorrei, dal discorso fatto dal dottor Lippi, che noi ci mettessimo in contrapposizione alla Brat. Io personalmente, se sono qui dentro, ho lasciato tante ore di
Ho lasciato tante ore di volontariato di lettura ad alta voce ai bambini, tante ore di volontariato, per cui la conosco bene la realtà. È una responsabilità politica però, Assessore, e questo è il concreto della questione, è cultura scaccia cultura, cioè mettiamocelo, questo non c'è ombra di dubbio, qui è una situazione di cultura scaccia cultura. Allora, se è cultura che fa arretrare un po' magari uno spazio vuoto è una questione, ma questo non è uno spazio vuoto, è uno spazio frequentato, quindi è sicuramente una situazione di cultura scaccia cultura. Poi ognuno si assume le responsabilità in tal senso. Vorrei sottolineare che è una biblioteca frequentata da studenti che di là non trovano concentrazione perché è un altro contesto, ed è frequentata da gente che la biblioteca ci lavora. Cioè, il dottor Lippi lo sa bene, cioè, è proprio per il reddito, voglio dire, cioè, è una che tentiamo di fare qualche reddito, cioè, è un luogo anche non solo di studio per gli studenti, è luogo di professionisti, di persone, di insegnanti, anche di pensionati che vengono e fanno finalmente le loro ricerche dopo tanti anni di desiderio che magari hanno fatto altro. Però è per cultura che scaccia cultura, cioè, dovete sapere che è una responsabilità politica questa.